Scenderanno in campo anche i volontari della Protezione Civile per gestire il flusso degli studenti che per andare a scuola utilizzeranno i bus, e questa è una delle soluzioni individuate da TVO, l'azienda di trasporti del Veneto orientale, con i comuni di San Donà, Jesolo, Cavallino Treporti e Caorle. I volontari saranno posizionati nei punti più critici e dovranno far rispettare innanzitutto le distanze, ricordando di usare la porta posteriore dei pullman per la salita, mezzi che potranno viaggiare all'80% della capienza come previsto dai decreti del governo. ATVO ha previsto rinforzi in attesa di ricevere dagli istituti gli orari definitivi di entrata e uscita scaglionata. A San Donà nel frattempo è stata istituita una task force proprio tra comuni, istituti, ULS, servizi e compagnia di trasporto. Del resto i numeri sono importanti. Per le scuole superiori sono circa 6.000 gli studenti, di cui oltre metà provengono dai comuni vicini. Per le scuole dell'obbligo sono circa 3.000, a quali aggiungere poi le paritarie, eccetera. Quindi la parte più preziosa della nostra popolazione, che adesso deve essere tutelata e sostenuta. L'appello del sindaco per chi può è quello di usare mezzi alternativi, evitando così di congestionare il traffico. E il rischio che noi vediamo è che, ad esempio, per il trasporto degli alunni, degli studenti a scuola, si utilizzino mezzi privati. Questo rappresenterebbe un problema e creerebbe grandi problemi di ritardi, di inquinamento, eccetera. La mobilità alternativa vuol dire l'uso dei piedi, l'uso della bici, chiaramente per chi lo può fare. Tra segnaletica, distanze tra banchi, entrate scaglionate, gli istituti sono al fotofinish. Tra le priorità garantire mascherine per tutti. Ci occuperemo tutti i giorni, come lo sto facendo dal primo giorno del mio incarico, di approvvigionare, ecco, la scuola di tutte quelle misure e quei dispositivi di protezione individuale che garantiscono la salute e soprattutto un rientro in serenità.